La Sicilia ha ordinato 2 milioni di tamponi rapidi, lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza in conferenza stampa a Palermo. Il test col tampone consente di evidenziare in pochi minuti i casi positivi e valutare le azioni territoriali di screening. La Sicilia si aspetta una crescita di contagi e quindi una maggiore necessità di cure. Senza un vaccino sarà fondamentale mantenere le buone prassi nei prossimi mesi. Il presidente Musumeci nei giorni scorsi ci aveva disposto un maggiore impegno soprattutto per le attività di screening, pensando alle strutture ospedaliere e alle scuole. Per questo abbiamo reperito una fornitura di 2 milioni di nuovi tamponi rapidi, 1 milione saranno già in Sicilia giovedì e ci daranno la possibilità di ottenere un'azione di screening con una strumentazione che è testata dall'Istituto Superiore di Sanità e che in tutta Italia si è già provata nelle strutture aeroportuali. Questo accompagna una crescita del numero significativo dei test. In Sicilia sono oltre 410.000 i tamponi effettuati su un numero non per fortuna ampio di soggetti positivi, e questo ci vede tra le regioni più presenti in Italia nel rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e il numero dei positivi, ma sono stati anche oltre 170.000 gli screening sierologici fatti. Questa è la dimostrazione che il sistema sanitario ha imparato negli scorsi mesi come poter agire rapidamente e lo fa soprattutto nel territorio. Le strutture ospedaliere sono a disposizione di un numero significativamente più basso di casi che necessitano la ospedalizzazione e soprattutto quando abbiamo toccato il picco nei mesi scorsi siamo arrivati ad avere ricoverati in Sicilia 640 cittadini. Oggi siamo su numeri molto più bassi, ma il sistema sanitario è lo stesso e questo vuol dire che non abbiamo davvero alcuna ragione di temere che tutta la rete della nostra regione non sia nelle condizioni di rispondere a questa epidemia.